Tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Andrea, a te la linea. Grazie, eccoci qui, spero che mi sentiate bene e oggi parliamo di cultura popolare, ma anche nella prima parte saranno proprio due parti diverse, molto diverse della trasmissione, perché nella prima parte sarà un po' sulfurea in chiave anche e soprattutto di rotocalco, mentre nella seconda parte, grazie alla presenza di Paolo Gullisano, uno dei più autorevoli scrittori in lingua italiana dal punto di vista soprattutto della saggistica, e che ci intratterrà sulla questione del 20 settembre, perché si avvicina il 20 settembre. Ma vedremo un 20 settembre duplex quest'anno, perché nella prima parte vedremo cosa accade il 20 settembre, nella seconda appunto con Gullisano la breccia di Porta Pia, una questione molto molto complessa, che naturalmente dal nostro punto di vista presenta più ombre che luci. È la pagina decisiva del risorgimento italiano, ma proprio per questo la cultura popolare l'ha decodificata in maniera diversa a seconda proprio della sensibilità con cui ciascuno di noi affronta la tematica della costruzione dell'Italia, che per questa radio è sempre stata al centro, diciamo, dell'interesse attuale nella sua storicità, perché tutto quello che è accaduto in quei tempi, in particolare nel 1870, ha avuto una ricaduta pesante su tutte le vicende italiane. Ma nella prima parte non è che vogliamo essere più frivoli, qui sta per compiersi un evento straordinario per un certo tipo di cultura popolare attenta al cinema e, diciamo, alla costruzione mitologica. Abbiamo detto tante volte, esiste una mitologia antica che è quella greca, che possiamo rivisitare anche in chiave moderna, perfino con la psicanalisi, ma esiste una neomitologia fatta di personaggi che il mondo popolare ama in modo abnorme, naturalmente, abnorme. E appunto il 20 settembre c'è un compleanno eccezionale, parliamo di Sofia Loren, che sicuramente viene considerata da un certo tipo di pubblico come la più grande attrice italiana, compie 90 anni per un'icona, o no? È o no un'icona nazional popolare? Questo lo possiamo anche discutere naturalmente, però appunto quello che è importante dal punto di vista di quale città è in modo più marcato, ma naturalmente Napoli, la città amata dalla dea Partenope, la città di Maradona, la città del ministro San Giuliano e di tutto quello che gli gravita intorno. In senso buono o meno buono non ci interessa. In fondo nella cultura popolare c'è sempre un tocco di perdono e di ammiccamento per le scappatelle che vengono fatte a vari livelli, in varie forme, dai personaggi politici, dai personaggi dello spettacolo, dai personaggi della cultura, perché vengono decodificati in una certa maniera, è ovvio, no? A seconda poi dei gusti e situazioni che vengono dal basso, ma naturalmente è anche un giudizio su certi personaggi del mondo della corona, come quello britannico, no? Per quello che sta accadendo anche lassù e via dicendo. Però diciamo tutto questo viene condito da un fatto, che ci troviamo in un regime equinoziale, nel senso che appunto dopo il 20 inizia l'equinozio
e si protrae fino, come fascia equinoziale, l'abbiamo detto tante volte, fino al 24 e 25, per il passaggio dall'estate all'autunno. E in questo calderone specifico, calendariale, c'è di mezzo anche San Gennaro, perché San Gennaro viene celebrato il 19, sempre con la famosa verifica dell'ampolla del sangue, con tutto quello che comporta. Viene in mente una serie di film dedicati a San Gennaro, soprattutto Operazione San Gennaro con Manfredi degli anni 60. C'è una grande adesione del mondo partenopeo e più in generale italofono nei confronti di questo santo, che certo visto da nord può apparire un po' esuberante, sicuramente più esuberante di Sant'Ambrogio o di Sant'Antonio da Padova, ma comunque estremamente significativo. Ora quest'anno appunto i festeggiamenti a sfondo equinoziale, poi vi spiego perché è un santo equinoziale dal punto di vista antropologico il Gennaro, ma quest'anno questi festeggiamenti si condiscono con i festeggiamenti inevitabili nei confronti di una donna che è associata naturalmente per nascita, educazione, accento, evoluzione, comportamento, gusto e quant'altro alla città di Napoli e ai suoi immediati dintorni. A proposito di dintorni, gli ultimi giorni di Pompei hanno fatto rivivere tutta una serie di elementi piccanti di cui noi oggi troviamo eco ancora su riviste come Oggi, che apre con lo scandalo del ministro con una foto che lo ritrae nella stessa stanza d'albergo, niente poco di meno che con questa fiamma pompeiana che ha veramente infiammato le cronache politiche settembrine. Ma Pompei è oramai lontana, viene lasciata a sud di Napoli, come lo è nella realtà, e si va verso il nord, a Bagnoli, che è terra di elezione di Sofia. Ora, io mi trovo in un leggero imbarazzo, perché è inutile nascondere che, diciamo, il mondo italiano del nord, nell'ammirazione sconfinata che ha nei confronti di Sofia Loren come attrice e come donna, sul quale appunto ci sono pochi dubbi, sia per professionalità, su cui adesso ritorneremo, sia per la capacità di incarnare un certo tipo di bellezza. Ecco però il mondo del nord Italia, ma perché nasconderlo? Magari si ritrova anche, usiamo questo termine anche, in persone di sesso femminile che sono nate a latitudini diverse, e ce ne sono, parliamo di Virnalisi, parliamo di Alida Valli, ovviamente sono icone storiche del cinema, icone storiche, ma voi direte con un tocco di perfidia, oramai è storica anche Sofia, ma che? Ma figuriamoci, si va verso il traguardo dei 100 anni come età media nel 2080, facciamo, età media nel 2080 per il genere femminile. Ammesso che esisterà ancora un genere femminile, cioè nel senso, non è che io non me lo auguro, ma con questo ambaradan LGBT più Q si fa fatica a prevedere esattamente quello che sarà l'evoluzione della donna futura.
Allora, vi stavo dicendo, magari non tutto il pubblico del Nord si riconosce nell'icona, ma certamente la bravura del personaggio e la capacità sicuramente di trasmettere alcuni messaggi che non sono soltanto estetico-cinematografici, ma riguardano la gastronomia, riguardano un complesso imparentamento con una dinastia che poi è anche del nord e che si rifà implicitamente a figure storiche della politica italiana, e poi ancora tutta una serie di sketch, presenze, comportamenti, battute, appunto, fanno sì che indubbiamente Sofia Loren si configuri come uno dei personaggi più vicini a un'icona assoluta nazional popolare, che contempla evidentemente, certamente, non lo nascondiamo, ma dobbiamo analizzare con pacatezza tutto quello che gravita attorno al pianeta Loren. Si configura come esempio di mediterraneità per la volumetria proprio corporea, per il tipo di approccio rispetto diciamo al mondo, alle cose, alla vita, attraverso tutti questi personaggi che lei ha incarnato, devo dire magistralmente. Penso alla Ciociara, penso a tutti i film tratti dai testi di De Filippo, Edoardo De Filippo, penso ai bei film già matura con Mastroianni, e su Mastroianni torniamo il prossimo lunedì, perché sono 100 anni per Marcello Mastroianni di vita, no, perché è morto, però compirebbe 100 anni lunedì prossimo, e avremo modo sicuramente di ritornare. Poi, diciamo così, questa singolare dualità Loren Mastroianni aveva poi catalizzato moltissimo il cinema tra anni 60, 70, 80, regalando anche un'immagine internazionale di coppia di spunto iconico, anche qui, che è sicuramente molto importante e molto valida. Si è detto attorno alla Loren che diciamo appunto la particolare prosperità del seno, un certo tipo di corpo, eccetera, ma soprattutto appunto questa abbondanza in alcuni settori fisionomici, ebbene abbia favorito proprio il rafforzarsi dell'idea che non potesse non essere l'icona dal punto di vista anche di un maschio, qui appunto non differibile tra nord e sud, teso appunto a riconoscere alcuni elementi tipici di questa tradizione chiamata mediterranea come fonte di piacere in generale, ma proprio come essenza estetica della faccenda. Addirittura quando emerse il modello Twiggy negli anni 60 con la minigonna, la modella della minigonna e la dominanza quasi anoressica della personalità femminile proposta da Nord, ecco, gli si contrappose in maniera perfino un po' come dire piccata la bellezza mediterranea della Loren. Io penso, ecco, 90 anni magari in futuro, come dicevo, saranno destinati a diventare un'età normale, ecco, però intanto raggiungerla è significativo,
è significativo perché la tirannia del tempo si è riversata anche sulla Loren, ma rispetto anche ad altre presenze cinematografiche, e qui avremo modo di parlare anche di Brigitte Bardot, che non è cultura popolare italiana, ma è cultura popolare decodificata dal mondo italiano in una certa maniera, laddove evidentemente sarebbe stato più impietosa l'anagrafe, più impietosa appunto la tirannia del tempo verso l'attrice francese rispetto a Sofia. Ma probabilmente appunto la forza della Loren sta nel fatto proprio di continuare a mandare un messaggio al di là del tempo, che riesce a resistere paradossalmente, soprattutto partendo dall'associazione appunto col mondo partenopeo, col mondo napoletano, che è un mondo sulfureo che non è disposto a dimenticare o a barattare i propri miti con altri per tantissimi motivi. Quindi Maradona diciamo ha continuato il suo percorso mitologico post mortem, che è avvenuto qualche anno fa, e quindi ancora oggi è difficile dissociare la città da Maradona, più che da altri cantanti famosi che sono passati a miglior vita. Ma è difficile dissociare appunto il mondo partenopeo dalla Loren come espressione eterna di esuberanza pronta, se vogliamo, anche a castigare certi atteggiamenti maschili. Vengono in mente appunto i principali film già citati, certi atteggiamenti maschili che non sono consoni con la gentilezza e il rispetto nei confronti di questa realtà, della realtà femminile in genere, naturalmente, no? Ma è proprio la chiave di volta dell'associazione con la gastronomia e con la musica e col temperamento partenopeo, nel bene e nel male si intende, perché poi tutti quanti potremmo stare ad analizzare, tutte le città potrebbero essere analizzate nel bene e nel male, naturalmente. I milanesi al tempo stesso generosi, ma bauscia, e via dicendo, ma senza entrare nel campanilismo o in un folclorismo becero, che non è mai stato amato da questa o da altre trasmissioni del genere su questa radio. Certamente la forza di questa icona rimane intatta, appunto, rimane intatta, e vedrete che celebrazioni ci saranno nei mass media, è ovvio, ma anche e soprattutto a Napoli e in parte a Roma, per celebrare questa figura. Che va bene, non stiamo qui adesso a nasconderci dietro a una benda, è stata anche criticata perché appunto esistono nel contesto italofono altre espressioni umane declinate al femminile, che sono meno esuberanti o meno vistose, ma che hanno una loro residenza appunto nel contesto italiano, e hanno una loro importanza, e hanno una loro determinazione, e hanno una loro capacità di presa sia al nord che al sud, perché ci sono, è vero, anche alcune per esempio attrici che stanno avendo un notevole successo anche al sud. Penso, non per ricitarla nuovamente, forse c'è un mio debole nei suoi confronti, penso a Sonia Bergamasco, e che ha partecipato anche a tutta l'ambaradan di Montalbano come genere TV, e via dicendo. Quindi vi dicevo anche San Gennaro, ne abbiamo già parlato, quindi ne abbiamo già parlato diverse volte di San Gennaro. Però perché è un santo equinoziale?
Perché l'equinozio, dal punto di vista della cultura popolare, e al di là ci ritorniamo della sua valenza astronomica e astrologica, ma dal punto di vista della cultura popolare, è un passaggio. E i passaggi d'epoca, i passaggi stagionali, i passaggi di tempi e di situazioni vanno celebrati, sono celebrati in tutto il mondo. In Italia sono celebrati attraverso questi santi. Esistono dei santi equinoziali, mi viene in mente San Benedetto, che poi è italiano e europeo come patrono dell'Europa, anche però fortemente italiano nelle sue caratteristiche, nelle sue tradizioni, San Benedetto da Norcia, che viene celebrato nell'equinozio di primavera. Altro santo equinoziale. San Benedetto ha una carica di passaggio, di trasformazione, di metamorfosi, che è presente anche in San Gennaro, proprio col suo sangue. Quel sangue è la metamorfosi dalla vita alla morte e dalla morte alla vita. Ecco, perché la cultura popolare sente più fortemente, lo dice in questa maniera, ma sente più fortemente le basi della vita e del destino di tutti noi. E quindi questi santi, come appunto stavo dicendo per lapso freudiano, San Giuliano, ma lui si chiama Gennaro per davvero, questi santi come Gennaro sono in grado di raccontare questo tipo di metamorfosi, questo tipo appunto di alchemica trasformazione, no? Una sorta di opera al nero, direbbero gli esoteristi. E quindi tutto questo appartiene non solo a questo periodo, ma a questa città, che è una città che si presenta al mondo con i suoi pregi e i suoi difetti attraverso queste icone, appunto San Gennaro, Sofia Loren, Maradona che non era di Napoli ma che poi è stato associato moltissimo alla città, Totò, cioè tutti personaggi che hanno saputo esprimere dei comportamenti, questo l'ho sempre trovato rilevante, dei comportamenti universali, perché in fondo quando il napoletano, assieme a tante altre cose bellissime, arriva, ricorderete qualche anno fa, l'obbligo di mettere così la cintura addosso in macchina, prima tanti anni fa non era obbligatorio, allora inventa la maglietta con sopra disegnata la cintura. Non è il napoletano che sgarra, è il napoletano che pensa tutto quello che ovviamente con malizia umana il mondo intero avrebbe pensato. Perché? Perché lo sto dicendo in senso buono, no? La cintura non è un piacere, stare in macchina, in auto con la cintura non è un piacere, è un rispetto delle regole, e ce ne vorrebbero tanti di rispetti delle regole, ma ciò non toglie freudianamente che noi viviamo anche di impulsi inconsci, tutti quanti. E allora quando nel proverbio napoletano si dice fattene un nome, fottetin, e questa è sacrosanta verità, è profonda verità di cultura popolare. Lo dice un uomo del nord che è di formazione leghista, va bene? Perché io rispetto l'identità di tutti i popoli e amo il mondo napoletano nella misura in cui si esprime in maniera napoletana. Cioè, voglio dire, un napoletano che, vengono in mente i film di Totò De Filippo, arrivasse a Milano o in ogni parte del mondo possibile e immaginabile, non si comportasse da napoletano, tradirebbe, nel bene e nel male, tradirebbe la sua vera identità, che è pregna di valori, appunto, che sono mostrati, ve lo dicevo, alcuni anche dalla stessa Sofia nella sua caricatura cinematografica, e che comportano poi tutta una serie di ricadute a vari livelli e in varie forme. Quindi adesso poi vedremo appunto questi 90 anni
non è questione di parteggiare pro o contro, è questione di riconoscere lo spessore che ha giocato all'interno dell'universo culturale italofono questa donna indubbiamente capace, grazie a dei talenti naturali, di recitare e di vivere recitando. Allora siamo arrivati all'intervallo. Ci sentiamo dopo? Nei fine settimana riascolta i tuoi programmi preferiti. Domenica aspettati il meglio sui canali di Radio Libertà. Semplicemente la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Andrea, a te la linea. Eccoci nuovamente qua in contatto, è finita questa prima parte più da rotocalco, ma il rotocalco fa parte, è un'espressione cultura popolare, sempre insomma rimeditata, spero nella maniera giusta, e vogliamo sentire se è presente con noi nell'etere, nel magico etere, Paolo Gulisano. Pronto Paolo? Ciao Andrea, ben ritrovato. Stai bene? Tutto bene, siamo qui per festeggiare oltre i 90 anni della Loren, ma non ti voglio far prendere un infarto, Paolo. No. Siamo qui per festeggiare anche il 20 settembre, inteso invece come Breccia di Portapia. Allora, sono oramai più di 100, adesso io non ho insegnato matematica, ho insegnato lettere, ma sono tanti anni che c'è stata la Breccia di Portapia. Fatto sta che la Breccia di Portapia, perché la mettiamo in cultura popolare? Perché appartiene, insomma, a quell'immaginario, cioè è storia vera, ma poi rifiltrata attraverso la dimensione immaginaria, che comunque rimane molto viva nel bene e nel male nella cultura italiana, di una cultura certamente a base tricolore, è inutile negarlo, ma che comunque vede nella Breccia l'inizio dell'Italia vera e propria. Allora io so che tu, Paolo, ti sei interessato anche in passato, assieme a tanti altri argomenti, tutti stimolanti, anche un po' di questo parto risorgimentale. Cerchiamo di capire con una certa pacatezza perché la Breccia di Portapia non è, come sostiene ancora un certo tipo di vulgata scolastica, non è quella gran sfera di luce e di gloria e di senso che le viene affibbiata. A te la parola, Paolo. Pronto? Non sento. E forse è saltato ancora Paolo. Sì, adesso allora, comunque, nel settembre del 70 ci fu questa Breccia. Pronto? È saltato Paolo? Non si riesce ancora. Cioè è importante, penso, introducendo questo argomento, cercare di capire come la Roma, non solo papalina, ma anche cristiana, venne in qualche modo violata attraverso la Breccia di Portapia, no? Spero che mi sentiate almeno me. Pronto, regista? Eccoci, Andrea. Ah, ecco. Allora, Paolo, stavo dicendo,
Stavo introducendo diciamo il problema storico della Breccia. La Breccia il 20 settembre, l'inizio del mondo regnicolo italiano. Che cosa possiamo dire oggi con pacatezza, non per ipocrisia, ma cercando di far capire appunto che la fenomenologia legata alla Breccia, no? È stata rimpolpata di alcune diciamo visioni un po' farlocche, e soprattutto dobbiamo intendere quanto effettivamente la Roma del tempo fosse legata ad alcuni valori che i breccianti violarono. A te la parola, Paolo. Grazie Andrea. No, prima che cadesse il collegamento avevo sentito quello che hai detto, condivido le tue valutazioni. Allora, la Breccia di Porta Pia è proprio stato uno dei primi esempi di immagini propagandistiche, no? Di ideologia fondata sullo slogan, no? E quindi, ma anche su proprio il modificare l'immaginario popolare, modificare addirittura la nomenclatura delle strade, perché dopo quella famosa presa, dopo quell'impresa militare, impresa, lo dico un po' ironicamente, perché appunto era arrivato un vero e proprio esercito di occupazione per conquistare militarmente una città difesa da volontari e più gli zuavi pontifici, questo piccolo esercito quasi simbolico del Papa, tant'è che non sarebbe stato, come dire, sufficiente ad affrontare un esercito massiccio come l'esercito che marciava sotto il tricolore e lo scudo sabaudo, per poter compiere la realizzazione del Risorgimento. Sappiamo appunto che il Regno d'Italia era stato completato a mo' di appunto la politica del carciofo, diceva Cavour, pezzo per pezzo, erano stati tolti le libertà agli stati preunitari e assemblato questo nuovo Stato unitario. Mancava giusto la capitale, mancava Roma. Sapete che appunto inizialmente la capitale del regno era Torino, poi spostata a Firenze, e però occorreva Roma, occorreva conquistare Roma molto simbolicamente, cioè aveva un'importanza simbolica enorme, perché tutto il risorgimento è un risorgimento che è stato fatto contro due cose: contro l'idea federale, che era quello portato avanti dal grande Cattaneo, ma anche da altri pensatori ottocenteschi, Gioberti, eccetera. Quindi uno Stato centralista, una specie di piccola Prussia del Mediterraneo, e dall'altra parte l'altra idea avversata era l'idea cattolica. Lo Stato che doveva nascere doveva essere non solo uno Stato laico, ma addirittura proprio uno Stato anticlericale. Così fu. Ci furono anche delle leggi pesantissime che espropriarono i beni della Chiesa, li riportarono via, e c'erano vescovi messi fuori legge, addirittura costretti all'esilio, lo stesso arcivescovo di Torino. Quindi un clima anticlericale spaventoso, degno delle peggiori repubbliche sudamericane, delle banane, o degli stati di quello che è stato il patto di Varsavia, gli stati comunisti, eccetera. E quindi bisognava anche prendere Roma. Non doveva più essere la città del Papa, la città centro della cristianità, una sorta di città sacra a tutto l'ecumene cristiano, ma doveva diventare la capitale dello Stato italiano. Quindi, e il Papa, avversato da una propaganda che appunto anche qui non ha nulla da invidiare alle moderne propagande anticlericali, Pio IX, che era
un arcivescovo quando venne eletto, Giovanni Mastai Ferretti, perfino moderatamente progressista, liberale, ma dal momento che non accettava i disegni ideologici politici della classe dominante massonica, ecco, bisogna dirlo apertamente, e non accettava un'idea di Stato centralista, ma Pio IX propugnava una soluzione federale che sarebbe stata la soluzione migliore per unire popoli, culture così tanto diverse tra di loro, da nord a sud della penisola, e che avevano come unica cosa in comune, perché non c'era in comune la lingua, a parte appunto il toscano usato come lingua franca, appunto italiano, ma tutto era diverso, unità di misure, anche modelli di sviluppo economico, eccetera. L'unica cosa che avevano in comune gli abitanti della penisola italiana da nord a sud era la fede cristiana, la fede cattolica, che doveva essere semmai un elemento unificante, invece fu preso di mira. Il Papa, proprio perché non accettava una soluzione di questo tipo, è stato presentato come anti-italiano, anti-unitario, ma in fondo Pio IX aveva anche detto nel momento in cui era stato eletto: benedite grandio l'Italia, quindi non disconosceva una certa idea di Italia, ma era un'Italia che doveva essere federale e non appunto centralistica, come poi è avvenuto. Quindi aveva delle idee Pio IX che hanno anticipato alcune ottime idee che abbiamo visto svilupparsi alla fine del XX secolo, alla fine del Novecento. Bene, questo odio feroce, che poi veniva appunto diffuso attraverso anche i giornali, i media di allora, in una popolazione anche, come sappiamo, in gran parte analfabeta, ma girava le idee, cioè immagini. E poi quando appunto ci fu la presa di Porta Pia, quindi gli eserciti con i bersaglieri in testa che entrarono a Roma, il Papa disse: no, non dobbiamo combattere, non voglio che si combatta per me. Quindi lo disse in un discorso commovente agli zoavi pontifici, lo disse a quei volontari che erano arrivati da tutta Europa e anche da certe piccole nazioni ancora non libere. C'erano volontari irlandesi, volontari scozzesi, volontari bretoni, volontari vandeani, tutte queste piccole patrie che erano venuti a combattere per la grande patria della Chiesa, la Chiesa cristiana cattolica. Quindi chiese ai suoi soldati, a questi volontari, di deporre le armi, di arrendersi, di lasciare entrare appunto le truppe italiane. A questo punto poi si abbandonarono anche la soldataglia italiana anche a saccheggi, a stupri. Questo non viene mai ricordato nella storia patria, no? Viene sempre presentata questa grande impresa, poi celebrata in una maniera quasi sacrale, perché da allora, in buona sostanza, tutte le città, i paesi, anche i più piccoli italiani, si riempirono di via o piazza 20 settembre, scritto poi in latino, quindi con quelle due X, no? Sono 10 latine, quindi quasi davvero in una sorta di sacralizzazione, usando un'antica lingua, appunto peraltro anche la lingua della Chiesa. Questa piazza 20 settembre, questo via 20 settembre, ce lo ritroviamo ovunque andiate. Ecco, tra l'altro una volta ho letto una statistica che il nome di via più comune, via o piazza più comune in Italia è Roma, via Roma o piazza Roma, al secondo posto c'è piazza 20 settembre. Quindi anche qua in una visione, ripeto, ideologica, fortemente anticristiana, e purtroppo questo è quello che poi è passato attraverso i libri di scuola, quelli che anche tu hai dovuto, Andrea, utilizzare quando facevi l'insegnante. Certo. Quindi questa è stata l'idea ufficiale. Poi
come se fosse anche una richiesta dal basso. Ma non c'è mai stata una tale richiesta. Roma poteva tranquillamente rimanere appunto la capitale della cristianità, l'Italia andava avanti per conto suo, e quindi avendo tra l'altro una capitale a Firenze che forse davvero è. Noi diciamo spesso che Milano è la capitale morale, sì è vero, però anche Firenze è certamente la capitale. Assolutamente, la vera capitale linguistica è Firenze. Ma dunque, quindi tutti questi aspetti intrecciati fra di loro appunto fanno cadere appunto queste ombre. Certamente direi assieme al Papa c'era anche il popolo romano che sentiva nel Papa il rappresentante della sua identità. Noi come formazione tipicamente federalista, sia io che te, rispettiamo tutte le identità del paese e del mondo, e di conseguenza quella fu un vulnus, proprio la breccia è proprio l'immagine che incarna la violenza, no? Con cui sono state distrutte le mura della città. Questa immagine non deve essere vista come medievale, ma come eterna, come di difesa del territorio, le mura, no? E quindi esistono perfino delle mura ancora a Milano, i bastioni, è vero, di Milano Sud ci sono ancora per un tratto. Quindi ogni città conserva questo valore prezioso. Questa breccia, questo muro è stato fatto, secondo me, oltre a tutto quello che hai detto, proprio nei confronti dell'identità di un popolo che sentiva il Papa suo vero conducatore. E non solo dal punto di vista della fede, quindi, ma proprio della visione politica, che certo non può essere ridotta oggi come oggi allo Stato del Vaticano, nel senso che lo Stato del Vaticano ha la sua autorevolezza e la sua capacità e volontà di condursi, però è ben poca cosa ridotta oltre Tevere, è vero, quella polemica che fu anche di Spadolini, perché poi Spadolini repubblicano cercava in tutte le maniere, se ricordi caro Paolo, di salvare il salvabile rispetto a tutte quelle tradizioni, no? Quindi, cioè, come la pensi sull'identità romana da questo punto di vista? Ma tra l'altro appunto io ricordo che appunto Spadolini, anche lui aveva fatto un famosissimo libro che si chiamava sul risorgimento, sul processo rivoluzionario. Anche qua il risorgimento è un termine propagandistico, cioè risorge chi è morto, e solo una persona, solo una divinità è morta, cioè, ed è risorto Gesù Cristo, quindi la risurrezione d'Italia. Quindi parodia blasfema del cristianesimo, risorgimento. Questo nulla toglie alla sacralità comunque del territorio italiano come insieme di vari popoli che convivono, si badi bene, però non si può arrivare al punto di rendere così un'offesa nei confronti della tradizione cristiana. No, prego, scusa, ti ho interrotto. No, prego, per esempio, Paolo. Lo stesso Alessandro Manzoni, che non era anti-unitario ed era anche cattolico, aveva parlato del risorgimento come rivoluzione italiana, come poteva essere stata la rivoluzione americana, eccetera, eccetera. Cioè, un paese che nasce da una rivoluzione, che piaccia o no, fu così. Quindi questo era un termine più corretto e, come dire, coniato proprio dallo stesso Don Lisander, che non era certo uno che si era opposto a questo processo, venne nominato anche senatore a vita, eccetera, per cui però lui diceva giustamente rivoluzione italiana, e però le rivoluzioni hanno sempre anche appunto sangue, lasciano sempre questa scia di sangue, di ferite aperte. Questa è stata una ferita aperta per molto tempo. Tu mi chiedi dell'identità romana, caspita, anche qua veramente da segnalare, cioè Roma venne proprio, come dire, la Roma come la conosciamo adesso è il risultato di una politica di ampliamento enorme della città. La città nel 1870 era molto più piccola, aveva qualche centinaio di migliaia di abitanti, era la terza città nel 1870 in Italia. La prima era Napoli, la seconda con più abitanti, la seconda era Milano e terza era Roma. Poi piano piano vennero fatti immigrare a Roma
la prima funzionari pubblici, venne appunto costruito quell'enorme apparato burocratico che poi abbiamo conosciuto. Poi, terminata l'onda lunga del Risorgimento, all'inizio del secolo Milano era diventata la prima città, superando Napoli, ma poi durante il fascismo vennero fatti arrivare altre decine di migliaia di persone appunto in una visione di politica di grandezza, per cui l'identità romana è stata snaturata. Addirittura i linguisti come te sanno che addirittura è cambiato persino il dialetto romanesco, è stato infiltrato, come dire, da altre componenti, eccetera. È diventata una specie di città cosmopolita, ma cosmopolita rispetto, diciamo così, alla penisola italiana. Tra l'altro i primi immigrati fatti arrivare, proprio quasi proprio paracadutati, spostati lì, erano funzionari ovviamente del nord, piemontesi, eccetera. Io ho trovato diversi romani che hanno dei cognomi lombardi, piemontesi, liguri, eccetera, eccetera. Quindi la prima fu quello, poi una massa enorme di povera gente del sud fatta arrivare, e così poi anche successivamente alla fine della seconda guerra mondiale altre vagonate di immigrati venuti dal sud, ma anche dal centro. Pare che anche qua statisticamente una delle componenti più importanti della popolazione romana sia di origine marchigiana, e quindi anche questi, le Marche erano territorio del Papa, anche questi, come dire, svuotati da politiche anche economiche deliberate, cioè se non si crea sviluppo, lavoro, eccetera, si costringe a emigrare. Questo andava bene, venivano quasi veramente avviati, convogliati verso Roma, appunto a farne aumentare le dimensioni demografiche e anche le dimensioni proprio diciamo così strutturali, cioè Roma si è espansa in una maniera enorme, e quindi anche oggi i romani. Una volta ho fatto un incontro a Roma e c'era una folla abbastanza, cioè diciamo un pubblico molto ampio, c'erano state circa 200 persone. A questo punto io ho detto: alzi la mano chi ha tutti e quattro i nonni romani nati a Roma. L'alzarono in 2 o 3. Quindi da 2 generazioni, cioè antecedenti a 2 generazioni, erano pochissimi quelli che erano veramente romani. Per cui anche qua è ovvio che poi non si ha un'identità profonda, non ci siano radici profonde, come amiamo dire, e quindi poi si è coniata un'identità romana molto superficiale, anche un po' volgare, molto televisiva o cinematografica, la Roma delle commedie all'italiana, eccetera. Quindi ci fu una revanche con Lando Fiorini, che tentò alla sua maniera di riportare la Roma alle sue radici attraverso quelle canzoni, certo tutto decodificato dai mass media già molto nazionalizzanti, per carità, però per dire come Roma abbia vissuto al suo interno un travaglio anche nel XX secolo. E a questo proposito, scusa, perché mancano pochi minuti, quello che è stato il non expedit, che è nato dalla breccia di Porta Pia del 20 settembre, dall'occupazione di Roma, dalla capitale Roma, eccetera, al posto di Firenze, il non expedit di Pio IX e poi di chi è venuto dopo, implicito, almeno Leone XIII, almeno ad arrivare fino alla costruzione del Partito Popolare, è molto importante, secondo me, nella tradizione cristiana, perché è un punto fermo per ribadire il fatto, appunto, che contrariamente a quanto pensa la gente oggi, molta gente confusa oggi, il mondo tricolore no, è offensivo nei confronti della tradizione cristiana. Non è l'Italia che è offensiva, l'Italia è in perfetta osmosi, ma è stata calpestata assieme all'Italia la tradizione cristiana, e il non expedit è ancora lì a far da faro, no? Cosa dici, Paolo? È vero, guarda, magari ne parleremo più avanti, perché tra
tra un po' di tempo uscirà anche un mio libro su uno dei personaggi, diciamo così, dell'opposizione cattolica, come diceva Spadolini, della fine dell'Ottocento, il conte bergamasco Medolago Albani. Do qui una piccola anticipazione: uscirà ai primi di dicembre questo mio libro, questa bellissima figura anche di imprenditore, fondò banche, fondò il giornale di Bergamo, l'Eco di Bergamo, che esiste ancora oggi, eccetera, eccetera. Quindi fu questa anche la risposta del mondo cattolico, non estraniarsi del tutto dalla vita, cioè non expedit voleva dire che non si doveva essere né eletti né elettori, però non voleva dire essere estranei a quello che accadeva, e quindi magari costruire strutture, e così fu anche che la Lombardia diventò magari un nano politico, perché di leader politici non ne aveva molti. L'unico è stato Zanardelli, pensate, fino a Berlusconi, credo. Il bresciano Zanardelli fu l'unico presidente del Consiglio lombardo fino all'avvento non di Berlusconi, scusate, Bettino Craxi, che anche lui era di nascita milanese, non di origine, vabbè. Ma era un Lombardia, un nano politico, ma un gigante economico, quindi un po' esclusi, un po' emarginati dalla vita politica civile. I cattolici diedero un grandissimo contributo all'edificazione, perlomeno del benessere diffuso che abbiamo conosciuto. Assolutamente, è importante adesso veramente questa trasmissione di oggi, perché senza rivedere la storia, certo è interessante anche la storia antica, la storia medievale, per carità, ma parliamo degli ultimi 150 anni che sono decisivi per la formazione della contemporaneità. Ecco, rivedere, no, con precisione tutti questi passaggi, che sono passaggi anche ideologici, ma poi sono la genesi di strutture anche attuali, di modo di essere, modo di fare, è decisivo, è importante, no? Secondo me è qualcosa a cui la nostra radio non può affatto rinunciare, perché è una radio, non è solo una radio informativa, è formativa, magari diciamo non dispetto, no, ma come dire, in concorrenza forte con una scuola che queste cose non le dice più, E cioè, poi dopo ci si incentra, lo dico per esperienza di prof, collega di tanti altri, sul periodo fascista, prefascista e fascista, come tregenda paranoide da rigettare in assoluto, ma se noi non ricollochiamo anche la vicenda fascista all'interno di questa lunga storia, noi non la capiamo. Cosa dici, Paolo? Certo, no, infatti, anche perché appunto dicevamo prima, la presa di Porta Pia. Pronto? Paolo? Oh. Ma niente, è caduto. Pronto? Ti sentiamo a fatica. Mi senti? E adesso sì, vai. Ok, le ultime cose, dicevo, certo, hai ragione che bisogna capire da lì, perché da lì poi si sono verificate tanti altri passaggi storici fondamentali, ma appunto dicevamo all'inizio doveva essere la conclusione della rivoluzione risorgimentale, ma non fu così, perché poi ancora il nazionalismo, l'irredentismo che portò agli orrori della prima guerra mondiale per andare a prendersi Trento, Trieste, e alla fine poi l'ultimo, cioè il fascismo è stato definito in tanti modi, ma il fascismo, va detto, è stato anche proprio l'ultimo compimento, l'ultimo passaggio del risorgimento. Questo è molto importante. Assolutamente risorgimentale. Grazie, senti, siamo davvero alla fine e ti ringrazio ancora tantissimo. Avremo modo poi durante questo autunno di risentirci, stabilendo un percorso che mi sembra questo particolare che hai già delineato molto interessante, o qui o in questa sede o in quella del sabato Cultura e Arte. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga Venezia per sempre!